Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Infrastrutture, l'aeroporto Fontanarossa in vendita, sarà privatizzato come anche lo scalo di Comiso. I soci della SAC hanno detto sì. Novità anche per il porto di Catania, è stato approvato il piano regolatore. A Palermo stupro di gruppo al Foro Italico, condanna definitiva per i 5 imputati che non hanno fatto ricorso in appello, le pene vanno dai 4 ai 7 anni. A Palermo spinto al suicidio la figlia quindicenne dal fidanzato 17enne della ragazza, drammatica udienza, siamo pentiti. L'uomo prima di togliersi la vita ha lasciato una lettera accusando i due di vessazioni. Nuovo episodio di aggressione da parte di un cane. Ad Agrigento le vittime sono un bambino di 4 anni e la madre che voleva soccorrerlo. Catania, definiti e inviati al Consiglio dei Ministri i progetti per la riqualificazione del quartiere San Cristoforo. Anarchia, spazzatura e degrado a Catania in viale Mario Rapisardi, la denuncia di un comitato cittadino, qui è terra di nessuno. In 8 giorni città ha elevate 120.000 euro di multe per abbandono di rifiuti. Calcio, il Catania senza tifosi al seguito nel derby di domenica al provinciale contro il Trapani. Toscano alle prese con la necessità di sostituire lo squalificato Di Gennaro. Bentrovati, parliamo in apertura di infrastrutture, ci sono delle novità per quanto riguarda l'aeroporto di Catania ma anche il porto di Catania, privatizzazione dello scalo Fontanarossa e nuovo piano regolatore per il porto. Il sindaco Enrico Trantino è intervenuto oggi alla trasmissione Focus di Telecolor, ha tracciato la roadmap per 2 progetti che cambiano certamente il volto alla città ma che non mettono tutti d'accordo. Orazio Longo. La privatizzazione dell'aeroporto di Catania sembra essere più vicina, lo ha detto il sindaco Enrico Trantino, intervenuto alla trasmissione Focus di Telecolor. È stato approvato il percorso di privatizzazione, nel senso che adesso deve essere avviato da parte dell'advisor una serie di passaggi, devono essere avviata una serie di passaggi che poi porteranno alla proposta di vendita dell'aeroporto della quota maggioritaria dal 51 al 65%, pur garantendo comunque la presenza di un controllo pubblico. L'obiettivo, dice Trantino, è quello di arrivare a 20 milioni di passeggeri e per questo serve sostenibilità negli investimenti e una maggiore capacità di spesa che la privatizzazione può garantire. Innanzitutto una maggior capacità di spesa e quindi di realizzazione quanto più immediata delle infrastrutture necessarie a sostenere il crescente traffico passeggeri. L'assemblea dei soci della SAC ha approvato le procedure e i documenti per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. Dall'aeroporto al porto il Consiglio Comunale ha approvato invece la proposta di piano regolatore che dovrà ora essere valutata dal Collegio dei Lavori Pubblici e dai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture. Sul nuovo perimetro e sulla cubatura c'è ancora da riflettere, ma sull'idea di un porto al passo con i tempi non fa passi indietro il primo cittadino e rimanda al mittente le critiche. Noi vediamo porti molto più qualificati che diventano degli elementi innestati nel territorio urbano, come invece non è il nostro porto di Catania. Noi abbiamo il porto che è in una posizione strategica, si deve aprire alla città e nello stesso tempo deve essere anche attrattore di investimenti. Critiche le opposizioni che lamentano una ulteriore cementificazione. Parere negativo è stato invece espresso dalla direzione urbanistica in merito alla realizzazione della darsena turistica privata sulla scogliera d'Armisi. Contrario di quello del porto di Catania, che può contare sul sedime proprio e andrebbe a sorgere dove ora c'è la colata di cemento che fu realizzata per le opere di contenimento della ferrovia. E adesso andiamo a Palermo, lo stupro di gruppo al Foro Italico, sono arrivate le condanne definitive per 5 imputati, non hanno fatto ricorso in appello e quindi beneficeranno della riduzione di 1/6 della pena. L'avvocato della vittima commenta: scelta saggia. Marco Gullà. Sentenza definitiva sullo stupro del Foro Italico a Palermo. 5 dei 7 imputati non hanno fatto appello, una scelta per ottenere lo sconto di 1/6 della pena, così come previsto dalla riforma Cartabia. Per Angelo Flores, Cristian Maronia, Cristian Barone, Elio Arnau, Gabriele di Trapani, la pena diventa quindi definitiva. Solo Samuele Lagrassa, che in primo grado è stato condannato a 4 anni, ha deciso di fare appello. Quest'ultimo non fece sesso con la 19enne, ma ammise di essersi masturbato. Il tribunale gli aveva riconosciuto
riconosciuto le attenuanti generiche e quella prevista per chi riveste un ruolo minore nella vicenda. 5 di loro difatti hanno ritenuto di non appellare e secondo me hanno fatto una scelta saggia, perché così facendo ed provenendo da un rito abbreviato secondo la riforma Cartabia potranno usufruire, appena la sentenza viene dichiarata definitiva, potranno usufruire dello sconto di un sesso di pena, e quindi dal momento che già hanno scontato un bel po' di pena avvicinarsi alla possibilità di tornare in libertà. Si chiude un capitolo, anche se non definitivamente. Resta pendente in Cassazione la posizione di Riccardo Parrinello, il più giovane del gruppo, processato separatamente. Non era ancora maggiorenne, infatti, e già condannato in appello a 8 anni e 8 mesi. La notte dello stupro inviò dei messaggi audio ad un amico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un 60enne di Messina ritenuto responsabile del reato di omicidio. Secondo l'accusa, nonostante l'uomo sapesse di essere affetto da AIDS, non disse mai alla donna della sua sieropositività, facendola contrarre la malattia che poi si è rivelata successivamente fatale. Quindi è accusato della morte della compagna. Drammatica udienza davanti al GIP del Tribunale dei Minori per i fidanzatini di 15 e 17 anni accusati a Palermo di istigazione al suicidio nei confronti del padre di lei. Siamo pentiti, hanno detto. L'uomo di 48 anni si è tolto la vita lo scorso anno lasciando una lettera di accuse ai 2 giovani, elementi che poi sono stati riscontrati dagli investigatori. Manlio Viola. Pentimento e lacrime sono andate in scena oggi nell'aula del GIP del Tribunale dei Minori Nicola Aiello durante l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di una coppia di fidanzatini accusati di istigazione al suicidio nei confronti del padre di lei. In aula sono comparsi sia la ragazza quindicenne all'epoca dei fatti che il fidanzato 17enne. Lui si trova recluso nel carcere minorile del Malaspina, lei in comunità a Catania, dove nel frattempo ha dato alla luce un bambino. È stata un'udienza molto carica di tensione, interrotta più volte dalla commozione della giovane quindicenne. Il ragazzo ha anche detto di sentirsi un padre inadeguato e di essere davvero triste per aver privato il figlio del nonno. La storia si è consumata al villaggio Santa Rosalia nel silenzio di un quartiere popolare di Palermo lo scorso anno. L'uomo morto suicide aveva 48 anni, vedovo con 3 figli. Il calvario inizia quando il padre decide di contrastare la relazione fra la figlia quindicenne e il 17enne del luogo. La situazione diventa insostenibile quando l'uomo decide di legarsi a una nuova compagna. La figlia non riesce ad andare d'accordo con la donna e inizia a odiare il padre. Iniziano così minacce, dipestaggi, insulti e alla fine l'ulteriore minaccia intollerabile: non mi vedrai più e ti accuseremo di violenza sessuale. Prima di uccidersi a marzo dell'anno scorso, l'uomo aveva lasciato 2 lettere nelle quali descriveva il suo inferno e accusava la figlia, tutto riscontrato dagli investigatori nelle chat dei ragazzi. Il GIP Aiello si è ora riservato sulla decisione ed ha aggiornato l'udienza al prossimo 2 luglio. Ancora un femminicidio che riguarda una donna siciliana di Palermo. Laura Papadia è stata trovata morta all'interno della sua casa a Spoleto, in Umbria. Il corpo senza vita della donna è stato trovato dopo che il marito è stato fermato nella zona del Ponte Torri in procinto di buttarsi di sotto. Ed è stato trovato cadavere. Il pescatore scomparso da Ogni, nel corpo trascinato dalle correnti, finito alla playa. A denunciare la scomparsa erano stati i familiari. Tonino De Mara. L'epilogo è stato il più tragico, ovvero il ritrovamento del cadavere sulla spiaggia alla playa all'altezza del Lido Excelsior. La conferma è arrivata direttamente dai familiari, che hanno riconosciuto la salma chiudendosi nel dolore e chiedendo il massimo rispetto per il loro congiunto. Il corpo del pescatore amatoriale di 44 anni, trascinato dalle correnti, è stato avvistato da un elicottero a diversi chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. Sembra che l'uomo si trovasse sugli scogli ad Ognina quando un'onda anomala, in quel momento il mare era agitato, o un improvviso malore lo hanno fatto cadere in acqua. Lo scooter dell'uomo è stato trovato posteggiato nei pressi del lungomare, assicurato con una catena. A lanciare l'allarme erano stati proprio i familiari, preoccupati del ritardo del pescatore. Si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi, che ha visto impegnati polizia, guardia costiera e vigili del fuoco. Dopo alcune ore di ricerche, il macabro ritrovamento, con gli accertamenti della polizia scientifica che confermano l'ipotesi dell'incidente. Ad Agrigento, nuovo episodio di aggressione da parte di un cane. Le vittime sono un bambino di 4 anni e la madre che voleva soccorrerlo. Anche in questo caso l'animale era legato alla catena. Lorena Dolci.
Teneva in braccio quel cucciolo, un fagottino di pelo morbido, ma poi il bimbo di 4 anni si è avvicinato troppo a mamma cagna che era legata alla catena. Non è chiaro cosa sia successo, è certo però che il cane all'improvviso lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita al cuoio capelluto e al collo. La madre del bambino è accorsa in suo aiuto e anche lei è stata azzannata a una coscia. Entrambi sono stati medicati all'ospedale di Agrigento e dimessi con qualche giorno di prognosi. Il fatto è avvenuto nel piazzale dell'abitazione di una casa di campagna ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove la cagna, di cui non si conosce la razza, era legata. Una circostanza che secondo gli educatori cinofili potrebbe far scatenare l'aggressività dell'animale. Perché? Perché il cane non può avere nessuna fiducia nei riguardi dei proprietari, perché non si può instaurare un rapporto corretto tra cane e proprietario, perché ovviamente c'è una dose di stress di sto cane che mangia quello che deve mangiare e non brucia mai le energie, in quanto è sempre legato. La presenza del cucciolo poi potrebbe aver fatto scattare un istinto di difesa. Io sono convinto che la cagna, prima di mordere nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, avrà dato dei segnali, degli avvertimenti. Non succede mai, le cose non succedono mai per caso, improvvisamente. È chiaro che il proprietario deve avere la capacità di leggere il cane e capire questi avvertimenti. 4 giorni fa nel Trapanese una donna di 62 anni, Rina Licari, era morta a causa dei morsi del cane di famiglia, anche in quel caso legato nel garage di casa. Un testo di legge che prevede il divieto di tenere il cane alla catena è passato alla Camera e attende adesso il via libera dal Senato. E sono scesi nuovamente in piazza i forestali per chiedere la riforma. Sentiamo Marco Gullà. Il cielo sopra i forestali siciliani continua ad essere grigio. Questa mattina una nuova manifestazione davanti alla sede della presidenza della regione in piazza Indipendenza a Palermo. Forestali arrivati da ogni parte dell'isola per chiedere la riforma del settore che precluderebbe, tra i vari punti, anche la stabilizzazione per i tanti lavoratori che da anni sono precari. Sono dal 92 che lavoro, prima con 25, poi con 50 giornate lavorative, e sempre a cercarmi un altro lavoro in nero. I sindacati attaccano. Dove è finita la riforma del settore della forestazione? La Sicilia è la quinta regione d'Italia per rischio idrogeologico, la prima per rischio di desertificazione. Questo imporrebbe un governo del territorio adeguato e per avere un governo del territorio adeguato servono i giusti investimenti. Non abbiamo avuto nessun risultato o nessun riscontro da parte di questo governo. Nell'ultimo mese abbiamo cercato di intercettare più volte l'ufficio di presidenza o il presidente, perché ad oggi pensiamo che il governo deve prendersi un impegno forte. Sembrano le battaglie di Don Chisciotte, purtroppo, per colpa di una politica e di un governo che è sordo. Occorre, attraverso la riforma, aggiungono i sindacati, dare stabilità all'occupazione e mettere a reddito le risorse del bosco e del sottobosco. Dal 90 che non fanno più assunzioni. Che cosa hanno fatto? Niente. Siamo cittadine e cittadine che vogliono guadagnarsi il pane e i boschi sono un terreno fertile se qualcuno ci puntasse l'attenzione. Ma quale visione ha questa politica? E parliamo adesso di meteo, pioggia e vento in questo fine marzo, una situazione che ci accompagnerà alle porte di aprile. Oggi allerta gialla in Sicilia orientale, ma nei prossimi giorni la perturbazione potrebbe spostarsi anche nella zona occidentale. Francesco Triolo. Altro che abbandonare impermeabili ed ombrelli, la Sicilia è al centro e lo sarà per almeno una settimana di una perturbazione che già da oggi sta interessando tutto il versante orientale, dove la protezione civile aveva diramato l'allerta gialla. La Sicilia è interessata da una perturbazione stazionaria che richiama dell'aria molto umida e più calda dal Nord Africa, mentre nei bassi strati sta entrando una ventilazione un po' più fresca dai quadranti settentrionali che sta determinando appunto questa situazione di stabilità con piogge, rovesci, anche dei temporali che nel corso delle prossime ore interesseranno anche a macchia di leopardo le aree centro-orientali dell'isola. Nei prossimi giorni il quadro non è migliore, con le nuvole che interesseranno anche la zona dell'isola, dove oggi si è avuto magari anche un pallido sole. Nel corso dei prossimi giorni questa perturbazione, seppur molto lentamente, si sposterà verso lo Ionio, cambierà la circolazione, avremo venti che già a partire dalla giornata di venerdì
ruoteranno dai quadranti occidentali e porteranno piogge e rovesci soprattutto sulle aree tirreniche, quindi sulla zona settentrionale dell'isola tra il Messinese e il Palermitano, e sull'area occidentale che finora è stata risparmiata da questa ondata di maltempo. Una notizia che interesserà gli studenti, gli insegnanti ma anche le famiglie. Il prossimo anno scolastico in Sicilia avrà inizio lunedì 15 settembre 2025 e terminerà martedì 9 giugno 2026. Lo ha stabilito un decreto firmato dall'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano, che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado in Sicilia. Adesso ci fermiamo per una pausa, poi parleremo di Catania, dei quartieri San Cristoforo e di quanto accade al viale Mario Rapisardi. A tra poco. L'amministrazione comunale di Catania ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di riqualificazione del quartiere di San Cristoforo nell'ambito del cosiddetto piano Caivano, che riguarda 7 città italiane, tra cui appunto Catania. Sentiamo Orazio Longo. Un nuovo plesso scolastico in via Playa per l'istituto comprensivo Dusmet Andrea Doria, l'inserimento di un percorso turistico in via Sant'Angelo Custode, un nuovo centro comunale di raccolta di rifiuti differenziati nella zona di via del Principe e via Toledo, la riqualificazione dell'ex mercato coperto di via Belfiore Zuccarelli Juvara, che verrà riconvertito in polo multifunzionale con asilo nido, scuole arti e mestieri e laboratori attrezzati, la riqualificazione di piazza Don Puglisi, l'attivazione di un servizio educativo di strada a sostegno dei minori a rischio devianza, un servizio di mediazione scolastica. Sono alcuni degli interventi che l'amministrazione comunale di Catania ha elaborato e inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del piano per la riqualificazione del quartiere di San Cristoforo, in esecuzione del decreto legge cosiddetto Caivano, dedicato a 7 città italiane, tra cui Catania. La spesa prevista complessivamente si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Abbiamo messo al centro di queste iniziative i ragazzi, ha spiegato il sindaco Enrico Trantino, le nuove generazioni di San Cristoforo. Questi interventi non sono esaustivi, sia perché contiamo di averne ulteriori grazie alle interlocuzioni con il commissario del governo, sia perché abbiamo programmato e sono in via di elaborazione altri progetti da realizzare coi fondi comunitari del PN Metro 2021-2027. Tra questi, cita il sindaco, la trasformazione della vecchia sala delle contrattazioni del mercato ittico di via Domenico Tempio in un moderno hub digitale a servizio dei ragazzi che vogliono cimentarsi con le frontiere dello sviluppo tecnologico. Anarchia, spazzatura e degrado. Un comitato di cittadini denuncia lo stato d'abbandono di viale Mario Rapisardi a Catania. Qui è terra di nessuno, dicono. Anche i vigili urbani parcheggiano in doppia fila per prendersi il caffè. Tonino De Mana. Stanchi di restare inascoltati, hanno formato un comitato, ribattezzato Cittadini per Bene Civili, desiderosi di vedere la città di Catania rifiorire tra le sue bellissime strutture artistiche. Di artistico, in viale Mario Rapisardi c'è ben poco, ad eccezione di moderne creazioni, frutto però degli immancabili incivili, che scaricano in ogni angolo e in ogni momento. Goffo il tentativo del comune di Gema di fermarli, visto che non basta un cartello che annuncia la videosorveglianza, ben sapendo che da quelle parti di telecamere non ce n'è neanche l'ombra. O forse sì, la nostra telecamera, sempre pronta a documentare e a raccogliere lo sfogo dei catanesi. A pochi metri dalla chiesa di San Luigi anche un sanitario in disuso, ve lo mostriamo. Ci sono nelle aiuole bottiglie, bicchieri, più sotto, se lei va un po' più sotto, c'è anche una poltrona. Il viale Mario Rapisardi ormai è terra di nessuno. Spazzatura, anarchia, degrado e carenza di controlli. La lettera dei promotori del comitato ha destinatari ben precisi, l'assessore all'ecologia Pesce e il sindaco Trantino. Noi abbiamo già fatto 2 lettere, ma non abbiamo avuto nessun riscontro. Che ci sono le macchine posteggiate in doppia e tripla fila e anche sui marciapiedi. Si chiede il perché, eppure le macchine della polizia municipale passano, e allora cosa succede? Ma le macchine della polizia municipale, anche se passano, si fermano in tripla fila per prendersi il caffè anche. Signor Sindaco, noi non ne possiamo più e questo viale è veramente vergognoso. E sempre a Catania sono state elevate 120.000 euro di multe in 8 giorni per abbandono proprio di rifiuti, centinaia le persone sanzionate. Collaboriamo tutti per una città più pulita e sostenibile, l'ennesimo appello del sindaco Trantino. Desiree Ferlito.
120.000 euro in 8 giorni, a tanto ammontano le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Catania per l'abbandono sconsiderato, ed è il caso di dirlo, dei rifiuti. Grazie all'installazione di telecamere di sorveglianza nella zona sud della città, solo nei quartieri di Librino, San Giorgio e via Calliope sono stati individuati, deferiti all'autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti ingombranti e sanzionati 112 trasgressori, per un totale di 33.300 euro di multe. Incivili che hanno abbandonato per strada pneumatici, materiali edili, materassi e suppellettili varie, insomma di tutto e di più. Nello stesso periodo, nei restanti quartieri della città sono state elevate 260 sanzioni, per un totale di 86.500 euro, nei confronti di cittadini sorpresi a conferire rifiuti in modo non conforme al calendario di raccolta. L'attività di contrasto prosegue anche attraverso il monitoraggio quotidiano in ogni parte della città, svolto da 26 ispettori e agenti senza divisa a bordo di veicoli non istituzionali. Non rispettare le regole della raccolta differenziata, ha detto il sindaco Enrico Trantino, ha conseguenze non solo ambientali ma anche economiche. Un errato smaltimento complica il processo di riciclo e aumenta i costi di gestione, che si riflettono inevitabilmente sulle tasche degli utenti. Invitiamo tutti a collaborare per una città più pulita e sostenibile. E adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del derby tra Catania e Trapani. A tra poco. Eccoci al calcio, trasferta a Trapani vietata ai tifosi del Catania. La decisione presa per motivi di sicurezza è legata al passaggio dei sostenitori rossazzurri da Palermo. Sul fronte campo Toscano deve trovare il sostituto dello squalificato Di Gennaro. Francesco Triolo. Trasferta vietata a Trapani per i tifosi del Catania. Per motivi di sicurezza i residenti nella provincia etnea non potranno seguire la squadra rossazzurra domenica prossima per la partita di campionato delle 15. Un'assenza messa in conto, anche se fino all'ultimo si sperava in una decisione diversa. La motivazione legata non dalla partita in sé, vista l'amicizia tra la tifoseria etnea e quella granata, ma dal passaggio forzato a Palermo. Mancheranno i tifosi rossazzurri, anche Catania e Trapani per il derby di domenica dovranno fare a meno di alcuni elementi. Al provinciale non sarà in panchina Toscano, squalificato dopo l'ammonizione rimediata col Crotone, così come Di Gennaro, mentre nel Trapani il giudice sportivo ha fermato per ben 4 giornate Liotti, che il presidente Antonini ha annunciato di voler mettere fuori rosa dopo il rosso rimediato a Capa dei Tirreni. Rientrato invece in casa Granata la Grana allenatore, Torrente non si è dimesso, la società ha deciso di continuare così. Ecco quindi l'avvicinamento alla partita del provinciale, che Telecolor trasmetterà in chiaro ed esclusiva dalle 14, è incentrata molto sui possibili sostituti e su come potrebbe cambiare anche il sistema di gioco dei rossazzurri. Toscano per sostituire Di Gennaro ha già la soluzione in tasca. In difesa infatti è pronto per una maglia da titolare del Fabbro. Difficile che il tecnico cambi qualcos'altro in difesa, dove c'è sempre il ballottaggio Gega-Allegretto, ma il primo ha fatto bene sia a Messina che contro il Crotone e quindi difficilmente verrà sostituito. Il vero nodo è quello dell'attacco, soprattutto perché è legato all'assenza di Inglese e alle condizioni fisiche precarie di Montalto. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.